Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Castello di Bevilacqua Relais ha ospitato la 10ª festa medievale alla presenza di un numerosissimo pubblico. Durante la giornata, menestrelli, giullari, sputafuoco, gruppi storici hanno allietato adulti e bambini con le loro magie e la loro bravura. Le sfilate di nobili veneziani, dei signori di Bevilacqua e degli sbandieratori hanno permesso a tutti di immergersi nel clima della rievocazione storica. Gli ospiti hanno anche potuto cimentarsi negli antichi mestieri e assistere agli spari dell'artiglieria rinascimentale. Ospiti d'eccezione il gruppo storico dei Burdiri, la compagnia diventata famosa con la sua partecipazione a produzioni cinematografiche di prima grandezza, quali Il Gladiatore, Le Cronache di Narnia e Braveheart, che con le loro esibizioni e lo stage di scherma hanno saputo impressionare ma anche far divertire il numerosissimo pubblico. The beautiful experience for us is most likely the audience here. We really like enjoying making shows in Italy because of the audience is really great and welcoming. What do you like most of Italy? What do we like most of Italy apart from audience? Okay, most of Italy, we like the weather, of course. We like the parties, of course, and the shows itself are really good organized, and the people and the atmosphere on them are really awesome. We have been on this event for the second time this year, but last year we've been here, it was raining, lots of rain, so we didn't really see the whole event. And this year we had the luck to actually see the event as a whole, and it's really incredible. The audience is great, atmosphere is great. Everything is great. The show was really on a nice place. The castle looks awesome, so we really enjoy our stay here. Il pranzo medievale, allietato da cavalieri e frati alchimisti, non ha certo tradito le aspettative e i palati più esigenti. Siamo con Roberto, titolare del Castello di Bevilacqua. Questa manifestazione è giunta alla 10ª edizione. Beh, dopo 10 anni direi che siamo ancora qui, come la prima volta, a far vedere un po', far rivivere questo castello come era un tempo, quindi i mestieri antichi, l'accampamento militare, il divertimento di un'epoca e i sapori di un'epoca. Questo è per fare in modo che questo castello rinasca rivivendo quel periodo e dare questa possibilità a tutti, quindi un porta aperta del castello a chi vuole tornare indietro nel tempo. Camminando per il Castello di Bevilacqua si sentono parlare molte lingue diverse. Sì, siamo contenti perché abbiamo attraverso gli americani di Vicenza e altri gruppi che vengono ogni anno a trovarci e quindi sentiamo parlare americano, inglese, francese, tedesco, anche perché abbiamo recentemente 7 Junior Suite che ospitano quindi anche gli stranieri, quindi riusciamo a ascoltare altri linguaggi. Tutte le foto della giornata le potete trovare sul sito ufficiale del Castello di Bevilacqua Relais che vi aspetta per la prossima edizione. Ciao Pianura News!